Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Pugnalato al collo con un cacciavite in un parcheggio del centro storico di Pavia. Gabriele muore a 25 anni. Il ragazzo di Favara nell'Agrigentino si era da poco trasferito in Lombardia per lavorare. Stava prendendo l'auto quando è scoppiata una lite. Il suo paese lo ricorda con commozione. Un altro ragazzo è rimasto ferito. Evade e si barrica armato. Mattinata di paura a Caltanissetta. Un uomo evaso dai domiciliari si rinchiude in casa di un amico, poi spara e si teme il peggio. Il quartiere viene blindato. Dopo ore di tensione tenta la fuga ma viene arrestato. Si cerca ancora il 14enne danese inghiottito dalle acque del mare di Eloro a Noto nel Siracusano. Sommozzatori, droni, elicotteri, un grande dispiegamento di forze, ma le speranze di ritrovarlo in vita diminuiscono di ora in ora. Rifiuti a peso d'oro anche per l'aumento dei combustibili causato dalla guerra. Lievitano i costi di gestione. In crisi 200 comuni siciliani. A Catania gli ingressi contingentati nell'impianto di Coda Volpe paralizzano la raccolta nel lotto centro. Il costo del carburante alle stelle frena anche i pescherecci siciliani e gli autotrasportatori convocati mercoledì al Ministero dei Trasporti, ma resta lo stato di agitazione. Anche a Catania ora si balla al ritmo dei DJ la domenica mattina. Un altro modo di godersi la musica tra caffè, brioche e qualche rustico senza fare le ore piccole in discoteca. Il calcio nel segno di Pogliampalo, il Palermo batte 2-0 il Cesena e tiene vive le speranze per la promozione diretta. Rosanero a -4 dalla coppia Monza-Frosinone. Bentrovati. In apertura la tragedia di Pavia. Un 25enne di Favara è morto al Policlinico San Matteo accoltellato in un parcheggio del centro storico di Pavia. Il giovane, in compagnia di amici, aveva partecipato a una rissa tra ragazzi, uno dei quali armato di un cacciavite che lo ha colpito poi mortalmente al collo. Sentiamo Emanuela Corsi. Una lite in un parcheggio, poi la coltellata al collo. Non c'è stato nulla da fare per un giovane siciliano gravemente ferito a Pavia durante una lite notturna nel parcheggio dell'area Cattaneo, nei pressi del centro storico. La vittima si chiamava Gabriele Vaccaro, 25enne di Favara con la passione per il calcio. Lo vediamo in queste foto che lo ritraggono con la maglia delle squadre con cui ha giocato. Il 25enne aveva lasciato da poco la Sicilia e si era trasferito a Pavia per lavorare alle poste. Erano circa le 3 di notte quando stava andando a recuperare l'auto insieme agli amici. Proprio nel parcheggio, secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbe nata una discussione con un gruppo di ragazzi di origini straniere. Uno di loro, armato di coltello, lo avrebbe colpito al collo. Una ferita inizialmente sottovalutata, tanto che il giovane era stato portato a casa per le medicazioni. Solo successivamente, non riuscendo a fermare la perdita di sangue, è stata chiamata l'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni erano già gravissime, aveva perso molto sangue ed è stato subito portato in sala operatoria, ma non ce l'ha fatta. Sull'aggressione, culminata in omicidio, sta indagando la squadra mobile del luogo che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area del parcheggio. Sotto shock l'intera comunità di Favara. Sui social il cordoglio del Consiglio Comunale. Non ci sono parole per descrivere il dolore di fronte a una vita spezzata così brutalmente mentre si trovava lontano da casa per inseguire il proprio futuro e onorare il proprio impegno lavorativo. Messaggi anche da parte delle società di calcio dove Gabriele giocava. Ed è stata una mattinata di forte paura in un quartiere di Caltanissetta dove un uomo, dopo essere evaso dai domiciliari, si è barricato in un appartamento. Nella zona si sono sentiti anche colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Il servizio di Rita Cinardi. Momenti di grande tensione questa mattina a Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, dove un uomo evaso dagli arresti domiciliari si è barricato armato di pistola all'interno dell'abitazione di un amico, facendo scattare un imponente intervento delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato dopo che il trentenne, che stava scontando la pena domiciliare a Ragusa, non è stato trovato durante un controllo della polizia. Le ricerche si sono subito concentrate nel capoluogo nisseno, dove poco dopo, proprio nella zona dell'appartamento, sono stati uditi alcuni spari. Da quel momento il quartiere si è trasformato in un'area blindata. Strade chiuse, uomini schierati e residenti invitati a non uscire da casa. Una mattinata vissuta con paura e apprensione da chi abita nella zona, rimasto all'interno delle proprie abitazioni, mentre all'esterno si susseguivano le operazioni. Sul posto il questore Marco Giambra, insieme ai negoziatori e agli agenti dell'unità operativa di primo intervento, reparto antiterrorismo della Polizia di Stato.
Per ora l'uomo è rimasto all'interno dell'appartamento armato, poi, poco prima delle 15, il tentativo di fuga. È uscito improvvisamente dall'abitazione ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno recuperato la pistola. Nonostante gli spari e le ore di paura, nessuno è rimasto ferito. Resta da chiarire cosa sia accaduto durante le ore dell'assedio e il motivo degli spari uditi in mattinata. L'uomo arrestato è figlio del 58enne Emanuele Miraglia, rimasto ferito lo scorso 2 aprile durante una sparatoria avvenuta in contrada Iuculì al culmine di una lite con un vicino. Per quell'episodio un 62enne è stato arrestato ed è attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ed è giallo sempre a Caltanissetta perché un altro uomo è evaso dai domiciliari, come la storia che vi abbiamo raccontato in precedenza, ma stavolta il detenuto con il braccialetto elettronico è stato trovato morto nelle campagne di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, ieri l'uomo di 46 anni avrebbe rotto il dispositivo di controllo e sarebbe fuggito da casa. I carabinieri lo hanno trovato morto ma senza particolari segni sul corpo, per questo il PM ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. E si cerca ancora in mare davanti a Eloro, a Noto, il 14enne danese disperso da venerdì mentre faceva il bagno con la sua ragazza. Siamo tornati sul posto, nella spiaggia dove oltre ai vigili del fuoco e la guardia costiera lavorano anche tanti volontari. Francesco Loi. Sì, sappiamo che è scomparso un ragazzo e speriamo che lo possano trovare al più possibile. Chi ha deciso di trascorrere la domenica nella spiaggia di Eloro a Noto non sapeva di Jack, il 14enne disperso in mare da venerdì. Abbiamo saputo questa cosa, speriamo bene. Ci dispiace per la famiglia soprattutto. Il ragazzino era in vacanza in questo hotel con la fidanzatina e la famiglia di lei. Un tuffo in mare con la ragazza e poi lui è scomparso. Guardia costiera e vigili del fuoco sono al lavoro ormai da 3 giorni. In questo momento l'elicottero della Guardia Costiera sta sorvolando lo specchio acqueo che dista 10 miglia dalla costa, ma lungo il litorale ci sono anche i sub che stanno setacciando tutta la zona. L'operatore sta adoperando il drone e da questa postazione riusciamo a vedere la trasmissione in diretta per avere più occhi sulla situazione. Sul campo ci sono anche loro, i volontari della VCN. Abbiamo addirittura anche droni con la termocamera e insomma siamo in supporto alle operazioni. Quando poi l'elicottero va a caricare o a fare lo scambio, automaticamente iniziamo nuovamente a volare, facciamo una mappatura della situazione. Intanto i genitori di Jack non sono ancora arrivati. La fidanzatina invece è chiusa in camera con mamma e papà. Rifiuti a peso d'oro, lievitano i costi di gestione, ci sono 200 comuni in crisi, anche per Catania sono dolori. Gli ingressi contingentati nell'impianto di Codavolpe infatti frenano la raccolta nel lotto centro, mezzi di Gema in attesa della riapertura dei cancelli, come ci racconta Tonino De Mana. Il caro carburanti, i conflitti in Medio Oriente, le discariche quasi sature, l'alta percentuale di rifiuti indifferenziati da raccogliere e poi da trattare, la lunga attesa per la realizzazione dei termovalorizzatori, le immancabili sacche di inciviltà. Catania e Palermo piegate da una cronica emergenza che ha radici profonde, con un sistema ereditato da amministrazioni regionali che negli anni, al di là di parole e proclami, non sono riuscite ad andare oltre. Il governo Schifani ha avviato l'iter per la costruzione di 2 termovalorizzatori, ma tra ricorsi e pastoie burocratiche bisognerà aspettare almeno 2-3 anni, se tutto andrà bene. E intanto i rifiuti siciliani finiscono in Danimarca o al nord Italia, facendo lievitare costi e tari, quest'ultima a Catania, la più alta d'Italia. A questo si aggiungono una serie di fattori internazionali che hanno fatto aumentare il prezzo della singola tonnellata di rifiuti da 250 a 400 euro. E 200 comuni siciliani sono alle prese anche con la saturazione dell'impianto TMB di Codavolpe gestito da Sicula Trasporti, con il risultato che il sito di trattamento meccanico e biologico può lavorare soltanto una parte dei rifiuti che riceve. A farne le spese il comune di Catania, che specie nell'otto centro si trova ad affrontare l'ennesima emergenza, visto che gli ingressi contingentati hanno lasciato dietro i cancelli i mezzi di Gema, una situazione che ha indotto il sindaco Trantino ad emettere un'ordinanza urgente per precettare l'impianto di Termini Imerese, estremo rimedio qualora l'emergenza rifiuti dovesse acuirsi o precipitare.
E il costo del carburante alle stelle ferma anche i pescherecci siciliani. Gli autotrasportatori convocati mercoledì al Ministero dei Trasporti, ma lo stato d'agitazione resta, come ci spiega Luca Ciliberti. Il caro carburante sta mettendo in crisi il comparto della pesca e quello degli autotrasportatori. In tutta la Sicilia le marinerie sono in agitazione, le imbarcazioni d'altura non escono da mesi in mare aperto a causa dell'impennata del prezzo del diesel e cominciano a immaginare proteste eclatanti fino a quello di bloccare lo stretto di Messina nei giorni della festa dei lavoratori. Chiedono soluzioni al governo nazionale. Ad oggi il gasolio che costa circa 1,45, 1,60 rispetto a un mese fa che costava 80 centesimi. Rende gli operatori l'esercizio insostenibile, quindi non siamo più in grado di uscire in mare e non si riesce a pescare per recuperare le spese. Alta tensione anche tra gli autotrasportatori. Il consorzio dei siciliani, che nei giorni scorsi aveva fermato i mezzi nei porti dell'isola, è stato convocato per mercoledì prossimo al Ministero dei Trasporti. La stessa convocazione è stata ricevuta dalle sigle con le quali non si riconoscono i siciliani, ma al di là delle rivendicazioni di parte, per il comparto permane lo stato di agitazione in attesa di risposte alle richieste concrete avanzate al tavolo delle trattative. Chiediamo dei fondi per abbassare il costo del biglietto delle navi, perché oltre al caro gasolio noi abbiamo bisogno di abbassare le tariffe delle navi, perché oggi è impossibile poter viaggiare con le navi con un ricarico di almeno 600 euro per ogni tratta. La situazione resta dunque critica, ma al momento nessun impatto sui beni di consumo che continuano ad arrivare regolarmente sui banchi dei mercati e nei supermercati dell'isola. A Catania si continua a sparare. Nella notte colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo di Piazza Palestro. Sarebbero 9 i fori sulla vetrata. È l'ennesimo episodio avvenuto nelle ultime settimane che getta ombre inquietanti sull'attività della criminalità organizzata locale. E domani mattina a Catania sono previsti disagi alla circolazione per un corteo studentesco autorizzato dalla Questura per dire no al silenzio e all'isolamento a scuola dei giovani più vulnerabili. Dalle ore 7 del mattino sarà istituito il divieto di transito in via Firenze, nel tratto compreso tra via Guglielmo Oberdan e largo Rosolino Pilo. La manifestazione si svolgerà dalle 8:30 alle 13:30 circa, con partenza da via Firenze e attraversamento poi di piazza Trento, viale 20 settembre, piazza Roma e altre strade del centro. Durante queste ore scatteranno divieti di sosta e chiusure temporanee al traffico. Le autorità consigliano di evitare il centro cittadino nelle ore della manifestazione e di utilizzare percorsi alternativi. Andiamo a Palermo perché vogliono la verità. I familiari dei 2 operai morti sul lavoro in via Marturano annunciano una manifestazione per mercoledì perché il loro dramma non finisca per essere dimenticato. Intanto vanno avanti le indagini sulla sciagura. Marco Gula. Giustizia e verità è la richiesta che arriva dai parenti di Daniluk Tiberi Mikai e Najai Jaledin, i 2 operai morti nell'incidente avvenuto in via Marturano. Per questo, nel giorno della manifestazione in programma mercoledì, saranno ricordati proprio sul luogo della tragedia. Un momento di commemorazione che vuole però andare oltre il ricordo per mantenere alta l'attenzione sulle criticità che riguardano il mondo del lavoro, in particolare nel settore edile. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente avvenuto 10 giorni fa. Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi, tra cui alcuni segni trovati sul muro dell'edificio compatibili con lo sfregamento del cestello della gru. Restano inoltre dubbi sul funzionamento del mezzo. Sono in corso verifiche per accertare se il camion fosse in condizioni di sicurezza adeguate. Secondo quanto emerso finora, il braccio della gru era esteso al massimo, una condizione ritenuta rischiosa. Il mezzo infatti sarebbe stato posizionato più lontano del previsto per non intralciare le attività commerciali della zona. Tanti aspetti che potrebbero essere decisivi per chiarire in modo definitivo come e perché i 2 operai hanno perso la vita. A Catania il centro storico è invaso dai topi, tra lo stupore dei turisti e l'indignazione dei residenti e dei commercianti. Il presidente degli esercenti della CIDEC, Costanzo, dice che gli animali probabilmente sono fuoriusciti da lavori di scavo. Intervenga subito il comune. Tonino De Mana. L'immagine simbolo è quella che vedete, 2 giovani turiste a piedi verso Sant'Agata al carcere. Fin qui nulla di strano, ma basta osservare attentamente il marciapiede per notare un topo invischiato nella colla.
un altro è addirittura appoggiato sul davanzale di una finestra all'altezza della salita dei Cappuccini. Catania è alle prese con l'ennesima emergenza, con imprevista invasione di ratti che non lascia dormire sonni tranquilli a residenti e commercianti. In molti puntano il dito sui tanti rifiuti e i resti di cibo sparsi sui marciapiedi, altri sostengono che i topi siano fuoriusciti in seguito ad alcuni lavori di scavo. Alle mie spalle c'è il cantiere da dove escono i topi. Siamo invasi, tutti i turisti guardano i topi e hanno paura. Costanzo sollecita un intervento immediato dell'amministrazione comunale. Chiediamo che subito facciano una sanificazione in pieno centro. L'approssimarsi dell'estate e il caldo rischiano di aggravare la situazione, rappresentando un serio pericolo per la salute pubblica. Ha regolarmente celebrato messa il parroco di Borgo Santa Rita, vicino Caltanissetta, ma da domani riprenderà a tappare le buche della strada dissestata che arriva poi in paese. Centinaia i fedeli accorsi. Lo faccio per carità, dice padre Cervello, come ci racconta Rita Cinardi. Anche questa mattina al Borgo Santa Rita centinaia di fedeli sono arrivati per seguire la messa celebrata da padre Carvello, il parroco che è riuscito a ricreare il senso di comunità nella piccola frazione vicino a Caltanissetta, dove abitano soltanto 15 persone. Lo stesso parroco che da qualche giorno ha deciso da solo, pur sapendo di rischiare una multa, di riparare le centinaia di buche sulla strada comunale che conduce al borgo. Ieri l'assessore ai lavori pubblici Calogero Dornetto ha assicurato che lo incontrerà in questi giorni e che è in arrivo un finanziamento, ma intanto la strada e i fedeli non possono più aspettare. Fintanto che il comune non interviene, io almeno fino al 1° maggio devo tappare le buche, almeno quelle più grosse le devo fare, perché il 1° maggio è una festa grande, grandissima qui. La festa di San Giuseppe Lavoratore. Anche questa mattina padre Carvello ha celebrato messa nel capannone che ospita mezzi e attrezzi agricoli e dove i fedeli venerano la statua di Santa Rita, la santa dei miracoli impossibili. Ormai qui nel capannone chiesa convergono persone di San Cataldo, Sommatino, Caltanissetta, Riesi, Ravanusa, Delia, Canicattì, Agrigento. E c'è anche chi nel borgo ha scelto di continuare ad abitare, restando dopo ben 5 generazioni, ma da anni non vedeva più arrivare così tanta gente. Con la presenza di padre Carvello c'è un'affluenza che non si era mai vista qua e quindi il problema, quello che ci penalizza di più è la viabilità. DJ7 e Cappuccino. A Catania c'è una nuova moda, si chiama soft clubbing e la discoteca si trasferisce di giorno. I DJ scandiscono i ritmi e si balla tra un cappuccino e una brioche in una domenica che cambia appunto il volto della città. Orazio Longo. Arriva dall'Europa la moda del DJ party alla luce del sole e Catania, terra fertile per il lifestyle, torna a svegliarsi a tempo di house con la formula del soft clubbing che fa incontrare il mondo della notte con il relax della colazione e del brunch. Un trend che ha già conquistato città come Berlino, Londra, New York e Milano e che sembra incontrare il favore dei catanesi. Noi viaggiamo spesso, quindi abbiamo visto in giro per il mondo questi format nuovi che stanno nascendo e non sappiamo. A stare dire un'ambientazione quasi newyorkese per come è il mood della giornata. Il format, che lancia un modo diverso di vivere la musica e la socialità, è tornato domenica mattina al MA di Catania. La sera non uscirei mai con i pezzi agli occhi, qui ce lo possiamo permettere. È molto più comodo, scarpe basse. Speravamo in una giornata un po' più calda, però va bene così. L'importante è essere nel mood giusto. Ballare di giorno non è una novità, perché c'erano i famosi after negli anni 90. Solo che negli after tu non dormivi, era il continuo, finiva la serata in discoteca, non dormivi e continuavi a ballare. Questo non a caso si chiama soft clubbing. Insomma, da un lato la musica, dall'altro il profumo del caffè e le brioche accanto alle console, meno alcol e più connessione con la pista che si anima, mentre la città fa colazione e poi pranza.
Evento di solidarietà oggi a Niscemi in occasione della consegna al sindaco e alle istituzioni dell'assegno frutto di una raccolta a sostegno della popolazione colpita dalla recente frana. Dalle 11 alle 15 le vie del comune si è respirato appunto tra le vie del comune il profumo di pizze appena sfornate e distribuite gratuitamente dai pizzaioli del team Pizza Mission in segno di vicinanza e solidarietà alla popolazione. Bene, ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, doppietta di Poyampalo, il Palermo liquida il Cesena con il punteggio di 2-0, rosanero però sempre quarti in classifica. Vediamo. Il Palermo continua la sua marcia al Barbera con la doppietta di Poyampalo, regola la pratica Cesena 2-0 e vittoria che comunque non avvicina il rosanero alla promozione diretta, visto che ormai a 3 giornate dalla fine della regular season i punti di distacco dal secondo e terzo posto sono 4. Monza e Frosinone non mollano, il Palermo per arrivare in Serie A dovrà probabilmente giocarsela ai playoff. Ci ha pensato il solito Poyampalo, un gol per tempo e prestazione maiuscola da parte del finlandese, illegale per la categoria. Oltre 32.000 spettatori al Barbera, ci sono anche gli ex Miccoli e Pastore. Dopo pochi minuti Palermo già avanti, azione insistita e Poyampalo mira all'angolo, palo gol, 1-0. Il Palermo vola, altra grande occasione, l'Edua Ronna, botta sicura, miracolo di Klinsmann. Poi è Gomis a salvare la sua porta qualche minuto dopo. La partita è frizzante, godibile. Nella ripresa la gara si mantiene su buoni ritmi, il canovaccio non cambia, i rosa cercano di controllare fraseggiando a centrocampo ma cercando di non scoprirsi troppo. Minuto 71, il Palermo la chiude, palla di Rui Modesto con su scritto spingimi in rete, Poyampalo è lì e non sbaglia di testa, 2-0. Negli ultimi 10 minuti il finlandese sfiora la tripletta dopo una bella discesa di Vasic, mentre il Cesena colpisce la traversa con un colpo di testa di Piacentini. Finisce 2-0 per il Palermo, l'unico rammarico è quello di non aver accorciato verso Monza e Frosinone. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che sapevamo i risultati delle avversarie prima della gara, speravamo di rosicchiare qualcosa, per cui era un bel macigno sulle spalle dei miei giocatori, ma ancora una volta hanno dimostrato il loro valore e sono molto soddisfatto della partita. Ancora una pausa, tra poco le ultime notizie. Chiudere ancora una notizia perché c'è un alert che parte dal Ministero della Salute perché stanno circolando delle false mail che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, non si tratta di comunicazioni ufficiali. L'alert è pubblicato sul sito del Ministero della Salute che quindi dunque invita a non rispondere a queste mail e soprattutto a non dare i propri dati. Bene, questa era l'ultima notizia per questa edizione di TG Sicilia è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.